Bene, eccoci qua, siamo tornati in diretta, cambio di tematica, come dicevo un tempo, cambio di ospite a TV7 alle 7. Allora, Nereo Marcon, segretario regionale CISL Scuola Veneto. Ho detto tutto bene? Tutto bene, buonasera a tutti. Grazie di essere tornato a trovare il gruppo editoriale TV7 e la tematica è la seguente, ve l'ho un po' già anticipata, scuola materna, pubbliche le graduatorie, quindi sono uscite, sappiamo che in pratica le domande che sono state rivolte appunto alla pubblica amministrazione sono 434, pensate che il 44,7% sono di famiglie immigrate e sono state accolte da 434 315. Sappiate che a breve sentiremo anche l'assessore alle politiche scolastiche Claudio Piron, naturalmente sto parlando del comune di Padova. Allora, cerchiamo di capire un pochino come funziona questo mondo, un pochino delle graduatorie, com'è, come non è e se tutto funziona. Poi chiederemo appunto anche il resoconto all'assessore Claudio Piron perché forse so che c'è un neo o due da chiarire. Vediamo un attimo, però con lei appunto Marcon cerchiamo appunto di focalizzarci su ciò che è l'informazione di queste graduatorie. Allora, intanto dobbiamo partire da un fatto che in Veneto abbiamo una situazione rispetto al resto d'Italia un po' anomala. Noi abbiamo circa il 70% delle scuole dell'infanzia, così si chiamano le materne adesso, che sono paritarie. Sì, io so che sono tre generi, giusto? C'è la scuola statale, la scuola privata e poi c'è anche quella, diciamo, onlus religiosa, ok, che comunque viene accomunata sì, bene o male a quella paritaria. Viene chiamata infatti scuola pubblica paritaria. Esatto. Mentre le private in realtà nella fascia da 3 a 15 anni sono pochissime, ce ne sono poi nei livelli di liceo, tecnici, insomma, in quell'età lì. Tornando, noi abbiamo un grosso blocco delle scuole paritarie per motivi storici, sociali del Veneto, cosa che non si registra in nessun'altra parte d'Italia. Per blocco cosa intende? Il 70% delle scuole dell'infanzia. Sono quelle rimangono, cioè non c'è purtroppo per tutta una serie di motivi, soprattutto economici, queste via via stanno chiudendo, infatti le parrocchie non riescono più a starci dietro. È vero. Però il problema è che lo Stato non riesce a starci dietro ad aprirne altrettante. È vero, quella di mia figlia era della parrocchia e purtroppo so che non vive di... Ecco, pur dando precedenza assoluta all'apertura di scuole dove vengono chiuse le parrocchiali, lo Stato non riesce a starci dietro. Gli organici sono quelli che sono, ci vengono dati contingentati ogni anno, ecco perché da una parte le liste d'attesa per motivi proprio di organico, di impossibilità di dare gli insegnanti, dall'altra i comuni che non riescono a stare dietro ad adeguare le attrezzature e gli ambienti didattici. D'altra parte, ripeto, è un gap secolare, non è una cosa che nasce ieri, nasce addirittura a fine 800 e questo provoca da parte delle famiglie una richiesta molto forte delle scuole statali, oggi come oggi, però la risposta può essere quella che è, sia da parte dello Stato sia da parte dei comuni. Sembra facile, intuitivo, lo ricordiamo, purtroppo sempre quel connubio crisi e quindi io preferisco logicamente andare in quella statale in modo da risparmiare. In effetti è così. La statale costa decisamente meno, nel senso che nella statale si paga la mensa. Esatto, solo i buoni mensa, poi per il resto la retta è tutto, no. Sono le tasse insomma che il cittadino paga, che versa, che vanno a contribuire. Allora abbiamo l'assessore alle politiche scolastiche del comune di Padova, Claudio Piron al telefono. Buonasera Piron. Buonasera assessore. Buonasera, allora noi stiamo dibattendo sul... Mi sente? Sì, buonasera. Buonasera, dicevo, stiamo dibattendo appunto su queste graduatorie che sono state finalmente pubblicate. Io dicevo dei numeri, insomma, che le domande pervenute all'amministrazione sono 434, sono state accolte 315, un dato sensibile è quello del 44,7% per quanto riguarda le famiglie di immigrati. D'altro canto, insomma, se fanno più figli loro e noi ci siamo pantofolati, è giusto che sia. Com'è la situazione? Prego, assessore.
Ma bisogna anche capire da quanti anni sono immigrati, perché l'altra sera ho incontrato una mamma che ha una bambina giuda, arriva dal Marocco e è qui da 14 anni, l'Italia da 20, per quanti secoli continueremo a definire immigrati. Purtroppo abbiamo un ritorno strano in cuffia e la sento veramente male. So che a casa invece percepite bene l'audio, ma noi in cuffia facciamo fatica. Può cortesemente ripetere quello che ha detto, Assessore? Che anche questo tema degli immigrati suona strano ad un certo punto. L'altra sera ho incontrato una mamma che arriva dalla Tunisia, dal Marocco, scusi, ma è a pari da 14 anni e il marito da 20. Un po' come quando dite di andare in Germania. Per quanti secoli continueremo a chiamarli immigrati, migranti, stranieri? Certo, ma io capisco bene che abbiamo comunque purtroppo difficoltà nell'ascoltare, però sì, lei sa bene che io riporto dati giusto per far capire un pochino com'è e come non è. Poi lei mi conosce bene, sa che per me la bandiera o il colore è una cosa insomma molto futile, però purtroppo mi viene da dire che su queste questioni a volte non importa la mia di opinione, ma quella del cittadino che appunto insomma è interessato magari ad avere il proprio figlio piuttosto che inserito nelle varie liste, Però togliamoci da questo argomento. Le chiedevo com'è la situazione, come sta andando, c'è soddisfazione? Prego, le lascio di nuovo parola. Io non ho registrato in questi giorni con questo triennio problemi particolari. Stiamo inserendo molti più bambini di alcuni anni fa. La scuola dell'infanzia offre 103% di posti ai bambini padovani che risiedono a Padova, ovviamente rispettando la legge che prevede il riconoscimento di scuole statali, paritarie comunali, paritarie non profit. Sì, ne appunto le ricordavamo poc'anzi. Dopodiché, storicamente, in Veneto il 65-67% dei bambini frequentano scuole paritarie non profit, ma questo è un dato storico ormai da 100 anni, e c'è una legge regionale oltre che una legge nazionale che le riconosce, e quando un comune vuole costruire una scuola d'infanzia deve prima rispettare le linee guida del piano regionale di servizi a domanda individuale, che vuol dire io, assessore, sindaco comune, non posso fare una scuola materna dove voglio. Non so se è chiaro. Sì, io le voglio chiedere un'altra cosa. Dal discorso che stiamo toccando qui proprio in studio, risulta che purtroppo spesso ultimamente stanno chiudendo le scuole per quanto concerne insomma le no profit e quindi lo Stato non riesce più a seguire e a dare il supporto, perché logicamente capisco che il numero aumenta come richiesta e i bacini d'utenza sono sempre quelli alla fin fine. È così? Sì. Lo Stato non dà ai presidi gli insegnanti per fare 9 sezioni di scuola d'infanzia statale. Quando dovesse darne, l'anno scorso è successo una sezione nuova, a fronte di una sezione di una piccola scuola che era stata chiusa però. Sì, mi dicono purtroppo, Assessore, che ci sono dei problemi con la linea, si sente anche alle persone a casa l'eco, quindi purtroppo io le volevo chiedere anche la questione. Purtroppo ho sentito che ci sono dei problemi per una scuola qui nel Padovano. Riesce velocemente a spiegarmi se non sbaglio la Peter Pan, cosa sta accadendo? Vorrei sentire proprio anche la sua versione. Quello che succede ogni anno è che non tutte le domande fatte alle scuole statali o comunali possono trovare accoglienza, perché abbiamo 20 posti, 25,
e magari ci sono 30, 35, 40 richieste. E quindi ogni anno c'è qualche famiglia che iscriverà poi il bambino alle scuole paritarie, non profit, più vicine alla propria residenza. Questo sta succedendo, quello che succede ogni anno. E purtroppo non siamo in grado di fare altrimenti. Quindi logicamente il numerico è quello che è, ce lo siamo detti, e voi non riuscite ad accogliere le varie richieste. Come diceva lei, le scuole materne, statali e comunali, hanno un bacino, cioè un territorio a cui afferiscono le persone poi, molto ampio. E sicuramente anche perché hanno un contributo richiesto alle famiglie inferiore, quasi tante famiglie chiedono di poter accedere. Ma se non ci sono gli insegnanti dello Stato e se non ci Certo, sono è sempre il cane che si morde la coda. Assessore, io le chiedo scusa perché veramente non riusciamo a sentire, questa sera ci deve essere un problema con la linea telefonica. La ringrazio, quel poco che siamo comunque riusciti a percepire è stato chiaro, insomma, e appunto sottolineato dicendo è il cane che si morde la coda. La ringrazio quindi l'assessore Claudio Piron. È quello che un po' si diceva inizialmente con il nostro discorso. È esattamente così. Lo Stato non può, non ha le risorse, anche volendo, a mettere a disposizione migliaia e migliaia di insegnanti per aprire queste scuole di fatto, come dice lo Stato, non dell'obbligo, anche se poi rappresentano un servizio per i cittadini che non è solamente di collocazione dei bambini, dei figli, ma è un servizio educativo spesso anche di livello alto. Ma perché viene spontaneo da parte di noi genitori colpevolizzare, che ne so, l'amministrazione comunale e non organi più consoli alla questione? Forse perché c'è l'abitudine di prendersela con chi è più vicino. Perché alla fin fine l'amministrazione comunale non ha la competenza diretta con... giusto? So che è ad esempio il dirigente scolastico, cioè che ai miei tempi era il preside, sì. Il dirigente scolastico che decide e può fare, può muovere e può fare richieste? Può fare richieste, però neanche lui decide, non decide neppure l'ex provveditorato, il quale assume le richieste, fa una indagine rispetto alle necessità e poi se sono rispettate tutte le regole edilizie e cose di questo genere, e poi trasmette tutto all'ufficio scolastico regionale di Venezia, il quale decide in base a dei criteri, dei requisiti che pone ogni anno, e lascia fuori purtroppo ogni anno parecchie scuole. Quello che non capisco, poi uno doveva sbattere la testa, del tipo: se non mi accettano il bambino, e a breve insomma sentiremo anche appunto la testimonianza, se riusciamo con queste linee telefoniche, di chi purtroppo adesso si vede un po' in difficoltà col proprio figlio che non è stato accettato nelle famose graduatorie di cui stiamo parlando. Cioè uno dopo doveva sbattere la testa: se non hai soldi, però c'è la scuola dell'obbligo, c'è il diritto, ma io non ho i soldi per mandare mio figlio alla scuola privata, cosa devo fare? Poi dice che arrivano anche i carabinieri. No, se non mandi figli. Questa non è scuola dell'obbligo per quello, certo. Però diciamo che il pubblico, lo Stato da una parte, i comuni dall'altra, danno notevoli risorse finanziarie a queste scuole paritarie, adesso ce lo diciamo, sì. Arrivano in ritardo, non sono sufficienti, eccetera, però danno comunque, perché altrimenti il costo per le famiglie sarebbe il triplo anche nella scuola paritaria. Detto questo, purtroppo, le ripeto, è una questione che non è di ieri. Se noi anche avessimo le risorse di organico, sì, di persone, di insegnanti, per poter assegnare, sì, qui stiamo parlando di migliaia di insegnanti, solo in Veneto stiamo parlando di qualcosa che si aggira intorno ai 5-6 mila insegnanti in più. E dove troviamo gli stabili? Dove troviamo gli edifici, le aule adeguate a norma, non solo dal punto di vista edilizio ma anche didattico? Mi verrebbe da dire che ce n'è comunque di strutture che sono buttate lì, le famose cattedrali nel deserto, le conosciamo. Su questo non ci piove, queste sono scelte politiche. Allora, Marcon, incrociamo le dita. Pronto? Pronto?
Dovremmo avere la signora Elisa Genova al telefono. Buonasera. Buonasera, ecco qua, abbiamo fatto bene a tenere le dita incrociate. Adesso, mamma mia, sembra quasi che l'abbiamo fatto apposta, invece ci tenevamo un sacco a sentire anche appunto l'amministrazione locale. Allora, signora Genova, io ho provato a chiedere, purtroppo la linea non ci ha aiutato, la vostra questione, quindi della scuola Peter Pan. Che cosa accade? Ci potete raccontare? Perché so che ci sono 26 bambini che non sono stati purtroppo ammessi, non sono dentro le graduatorie. Sì, esattamente. Cercherò di essere sintetica. Noi abbiamo fatto la nostra richiesta attraverso il bando entro il 28 di febbraio per far entrare i nostri bambini e da che io conosco la scuola Peter Pan, essa contiene 3 sezioni, i bambini di 5 anni, di 4 anni e di 3 anni. Quest'anno è stata data la priorità ai bambini di 4 e 5 anni rispetto a quelli di 3 anni. Non sappiamo esattamente come genitori per quale motivo ciò sia stato fatto e questa iniziativa è stata presa comunque in maniera univoca dall'Istituto Tartini, dall'Istituto Comprensivo, attraverso una delibera del suo consiglio d'istituto. Questo criterio non era esplicitato nei criteri del bando, salvo un piccolo riferimento che dice che i singoli consigli d'istituto potranno portare parziali modifiche o integrazioni ai criteri delle graduatorie. Quindi noi genitori, io parlo per me perché questo figlio che io ho iscritto è il mio terzo figlio. E quindi insomma ho 3 figli, sono un genitore da solo e sono una genitrice lavoratrice e pensavo tranquillamente che il mio bambino sarebbe passato dal nido alla Peter Pan, che io stimo e conosco come ottima scuola, proprio perché aveva tutti i requisiti necessari per entrare in questa scuola. Io non voglio violare la sua privacy, però signora Genova, lei mi ha fatto capire insomma che è un genitore insomma da solo, quindi ha anche 3 figli. Ho capito bene? Ha capito bene. Quindi le spese sono per 4, calcolando lei. Sì, beh, io non, il mio marito c'è ancora, sì, ci siamo separati, sì. Però ecco, il punto è questo, che intanto abbiamo ricevuto la notizia che i nostri figli, tutti i bambini di 3 anni, tranne 6, erano stati esclusi solamente in aprile inoltrato, al 7 di aprile, veramente le graduatorie dovevano uscire il 4, credo siano uscite il 5. E questo ci ha gettato un po' nel panico perché le scuole di quartiere avevano già quasi il pienone, le altre scuole di quartiere che sono comunque delle scuole private, quindi con un maggiore esborso di denaro da parte delle famiglie. Sì, è per quello che mi facevo un po' i fatti suoi, per rimarcare appunto il fatto poi della spesa che vi dovete sobbarcare come genitori. Esatto, io mi sono mobilitata assieme ad altre mamme, tra l'altro non ne facciamo nemmeno una questione di italiani o non italiani, perché la grandissima parte dei bambini presenti nella graduatoria degli esclusi sono anche loro stranieri, così come di quelli accolti, cioè per noi comunque tutti questi bambini sono bambini. Certo, non si sta lì a guardare bandiere o colore. Esatto, noi abbiamo proposto come genitori una soluzione, cioè ci sono c'è una ala diciamo, della scuola Lombardo Radice che è all'interno dello stesso istituto comprensivo che è perfettamente funzionale e adatta, crediamo noi, ad aprire una nuova sezione di scuola dell'infanzia per questi bambini che non sono, come ha detto l'assessore Piron, che io ho sentito in maniera molto frammentaria, non sono 10 o 12, sono ben 26 e sono tutti bambini con un punteggio che rivela che sono bambini provenienti da questo bacino di utenza. Sì, dal quartiere. Dal quartiere, ed è questo il punto. Noi non possiamo, se le scuole di quartiere sono piene,
rivolgerci a scuole lontane, perché diventerebbe veramente ingestibile la situazione. No, lo capisco, perché avendone 3 poi c'è da fare il giro accompagnamento esatto, diventa un macello, visto che poi Padova non è tra le più fruibili per quanto riguarda la macchina. Ecco, in ogni caso abbiamo ricevuto la Poi disponibilità scusi, da parte delle non è che le altre scuole dell'infanzia del comune non abbiano lo stesso problema, hanno tutte liste d'attesa. La scuola dell'infanzia sì, statale è molto lo sappiamo. gettonata. Sì, non è soltanto questa, appunto. come sottolineava anche Perciò appunto anche l'assessore spostarsi Piron. non è così semplice, anche spostarsi. Cioè, perché tu dici, probabilmente il problema vabbè, si non è risolve. qui, ma la metto di là. No, anche di là Esatto. sicuramente, tra virgolette, dico è intasato. No, ma lo sappiamo, purtroppo noi ci dobbiamo misurare con questa realtà e noi genitori, lavoratori soprattutto, ne veniamo un po' travolti in quanto non sappiamo poi a settembre dove andare ad iscrivere i nostri figli, per cui è una necessità di sapere che abbiamo risolto il problema di avere trovato un luogo adeguato e soprattutto un luogo secondo me scelto in libertà, perché la scuola Peter Pan, che è una scuola statale, per me è veramente stata un'ottima scuola, perché l'ha frequentata il mio secondo figlio e io voglio capire però la competenza qua, mi è stato spiegato appunto dall'assessore Piron che non è dell'amministrazione comunale, lui ha sempre tenuto a far capire che insomma è lo Stato che deve darvi determinate risposte, e ne parlavamo anche appunto qua con Nereo Marcon. Sì, lo confermo, io mi sono informata e questa cosa è sicuramente vera. Quello che noi genitori vorremmo portare all'attenzione un po' di tutti è che se l'immigrazione ben venga porta comunque a un aumento di numeri, lo Stato che accoglie queste persone deve anche adeguarsi a questi nuovi numeri. Certo. I genitori non possono certamente adesso tenersi a casa i bambini, perché lei capisce che comunque la scuola dell'infanzia, quella dai 3 ai 5 anni, è fondamentale, non è un parcheggio per i bambini, è un momento fondamentale per il loro sviluppo, per la socializzazione, sì, io lo capisco e lo condivido. Poi ci sono altre, logicamente, opinioni. Conosco altri genitori che finché posso, ti dicono finché posso lo tengo a casa, finché posso poi lo manderò a scuola. Ne ho sentiti tanti. Anche solo un livello di socializzazione e di acquisizione delle prime regole sociali porterebbe a mandare i bambini il più presto possibile nel mondo e perciò nelle scuole. Forse è perché questi genitori, come anche noi, abbiamo visto come sta messo il mondo, che allora dicono vediamo se per un po' riesco a tenerli lì. No, quello della scuola d'infanzia è un bel mondo. No, io parlavo in generale a tutto tondo, era così buttata lì una provocazione. Prego. La sua provocazione è anche corretta, perché quando avevo il primo figlio sono stata veramente renitente a mandarlo a scuola. Ah, grazie per l'onestà. Che può avere una madre lavoratrice. Certo, è proprio per quello che lo dicevo. Successivamente ho visto che questa esperienza è stata veramente positiva, certo. Specialmente il mio primo figlio ha frequentato le scuole private perché non è stato accolto nelle strutture pubbliche. Con il secondo ho avuto un'esperienza veramente felicissima, mi ha detto proprio l'altro giorno: mamma, che bello che Alessandro andrà lì alla Peter Pan perché io mi sono sentita come a casa mia. Questo mi ha detto questo mio bambino e non sto mentendo. Il punto è questo: noi genitori abbiamo due cose su cui vorremmo essere ascoltati. La prima è questa: dato il numero dei bambini, chiedere allo Stato, che mi sembra che sprechi, aumentino le strutture, di cercare di fare uno sforzo per venire incontro alle famiglie, perché è una necessità primaria. La seconda cosa, per le madri lavoratrici specialmente. Grazie.
Grazie. Buonasera, Io lo capisco lupo. bene perché sono anche un genitore, sono un lavoratore, quindi capisco bene Certo. la problematica. La ringrazio di cuore per la testimonianza e le faccio Grazie a un voi. sentito in bocca al lupo a lei e a tutte le altre famiglie. Un saluto. Grazie a voi veramente, buonasera. Buonasera. Grazie. La situazione però è chiara purtroppo, del tipo sappiamo che ci sono tagli su cose che sono alla fin fine l'ossigeno per noi cittadini, quindi la sanità piuttosto che l'istruzione e non ce la facciamo. È una questione di scelte politiche. Noi abbiamo avuto un ventennio, poi gli ultimi 10 anni non ne parliamo, di tagli anche sconsiderati rispetto all'istruzione. Non parlo di sanità e di sociale perché lì stanno arrivando adesso, quelli già decisi da tempo. Sulla scuola gravano quasi 9 miliardi di euro di tagli. Tenga conto che noi sul patto di Lisbona dovremmo come Stato, come nazione, arrivare al 10% dell'investimento PIL nel 2020 e siamo calati di un 0,6%. Siamo al 4,6, 4,7. La Polonia, che era al 2%, è già all'8%. Sì, Ok? sì, è Perché? virtuosa. No, ma perché c'è un'idea che travalica le montagne, travalica gli oceani, guarda più in là, guarda molto in là e capisce che uno Stato che non ha risorse prime, non ha materie prime da sviluppare, ma ha una materia prima importantissima che viene conosciuta da tutto il mondo, cioè i cervelli, Materia deve grigia. sviluppare i cervelli. Noi siamo una nazione di genietti, ce lo dicono tutti i giorni, lo siamo anche nel nostro piccolo, ma se non li sviluppiamo, non diamo a questi ragazzi, a queste nuove generazioni qualsiasi opportunità, poi uno potrebbe dirmi, ma sì, vabbè, però le superiori, lo dobbiamo dare dall'inizio, dai 3 anni. Lo dicevo, l'acquisire regole, il socializzare con gli altri parte dai 3 anni, non avviene dopo. E l'importanza della scuola d'infanzia sta qui, è forte questa cosa, questa parte didattica, molti la tralasciano, dicono vabbè lo porto lì, è curato, so che con degli adulti che lo educano, lo fanno giocare un po', eccetera. Ma questa parte didattica spesso è trascurata. È la prima, Sì. è la più importante. Poi certo. giustamente lì sulla questione della mamma, che poneva la mamma, lì, se l'amministrazione comunale ha a disposizione lo stabile e ci sono le liste d'attesa, come ci sono in decine di altri comuni del Veneto, l'ufficio scolastico regionale intorno a fine giugno fa una selezione rispetto ad alcuni criteri che porrà. Sì. E lì, in base ai posti che sono assegnati, darà l'organico e perciò verranno attivate le classi. Tenga conto che l'anno scorso, paradossalmente, ci sono state meno richieste dei posti che avevamo a disposizione. Non si sa mai come riuscire a accontentare. Esatto. Comunque so che i genitori hanno da parte dell'amministrazione comunale tutte le varie info, so che chi non è computerizzato perché non ha i soldi, non ha la possibilità, sono state messe a disposizione computer e tutto sia per le domande, le richieste, anche certo, per sapere. sì. Io devo ringraziare per la partecipazione Nereo Marcone, ricordo segretario regionale della CISL Scuola Veneto, e anche voi che siete sempre qui ogni sera fedelissimi ad iReporter per te. Noi torniamo domani sera come sempre alle 19:15, ma attenzione, non perdetevi alle 20:40 TV7 Match speciale con un'intervista particolarissima all'onorevole Domenico Rossi, sottosegretario di Stato. A domani. Buona serata.